Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Catania, Giovanni Platania ha confessato di aver accoltellato la ex moglie che lotta per la vita. L'uomo ha detto ai magistrati di aver agito per contrasti familiari. Sgomento tra i residenti del quartiere di Picanello, dove è avvenuto il tentato femminicidio. A Palermo continua la caccia a 3 giovani del quartiere Arenella, fra loro chi ha violentato dopo un incontro su Tinder una studentessa americana di 18 anni in vacanza in Sicilia. E sempre a Palermo è ancora un giallo la morte di Gerda Caruso. L'autopsia non ha dato risposte definitive, occorrono altri esami. I suoceri accusano il marito della figlia di averla avvelenata. Tutte bugie, replica l'uomo. Si sblocca il processo Pandora per le presunte infiltrazioni e i presunti casi di corruzione a Tremestieri Ateneo nel Catanese. La Corte di Cassazione ha deciso che le intercettazioni effettuate nella segreteria politica, condivisa dalla senatrice Sudano e dal vicepresidente della regione Luca Sammartino, erano legittime. Gli scemi, a TG Sicilia il procuratore Vella. Non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza il territorio dopo la frana del 97, nonostante un finanziamento regionale di 12 milioni rimasto inutilizzato. E nella fascia rossa, aggiunge, non dovevano esserci abitazioni. Sicilia divisa in due quanto a presenze turistiche per Pasqua. Bene a Palermo, molto meno a Taormina. A incidere soprattutto lo scenario internazionale con la guerra in Medio Oriente. Grandi assenti giapponesi, cinesi e indiani. E poi il calcio, il Catania si prepara alla gara di Pasquetta con il Picerno al Massimino. Viali punta a confermare la vittoria di Latina e a consolidare il secondo posto. Al vaglio le soluzioni offensive senza Forte e Rolfini. Apriamo subito con Catania. Giovanni Platania ha confessato di aver accoltellato la ex moglie che lotta per la vita dopo diverse operazioni in una clinica del Catanese. L'uomo ha detto ai magistrati di aver agito per contrasti familiari. Angelo Gaiano. Giovanni Platania ha confessato di aver accoltellato l'ex moglie. Lo ha fatto durante l'interrogatorio con la sostituta procuratrice Emilia Rapisarda nella caserma del comando provinciale dei Carabinieri di Catania. L'uomo ha detto di avere agito durante una lite con la ex per contrasti familiari. L'accusa è tentato femminicidio. Intanto è viva per miracolo la vittima, colpita da una serie di coltellate, una delle quali ha toccato il cuore. Fendenti sferrati con violenza dall'ex uscito dal carcere un mese fa. Da quel giorno l'uomo avrebbe cercato di riallacciare rapporti con la moglie, che invece non voleva più saperne, tanto da voler avviare le pratiche per la separazione. All'ennesimo rifiuto di un chiarimento, l'ha inseguita per strada e colpita con una serie di coltellate vicino ad un negozio di casalinghi in via Villa Glori, nel quartiere di Picanello. La donna è stata prima trasferita in codice rosso all'ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, e poi trasferita a Villa Morgagna a Pedara. La minaccia era che si potesse rendere necessario un intervento d'emergenza per una lesione al cuore, che effettivamente poi è stata, evitata. I colpi sono stati numerosi e hanno colpito praticamente tutto il tronco della paziente, dal collo fino giù all'addome. Platania è stato individuato dai carabinieri in piazza Giambattista Pergolesi, non distante dal luogo dell'aggressione. Aveva ancora tracce di sangue sui vestiti, mentre il coltello da cucina che ha utilizzato per l'aggressione era già stato ritrovato sul luogo del tentato femminicidio. E nel quartiere catanese di Picanello resta lo shock dopo il tentato femminicidio avvenuto sotto gli occhi di molti testimoni. Eva Spampinato. L'avevo visto ora, ho detto Giuseppe non ci cascare più. Siamo tutti sconvolti. Non c'è niente da dire, non lo so. Picanello è un quartiere ancora sconvolto, pochi parlano, tutti guardano con sospetto le telecamere, qualcuno alza anche i toni, ma qui in via Villa Gloria a Catania dalla scorsa sera non c'è pace. E chi ha visto con i propri occhi Giovanni Platania scagliarsi contro l'ex moglie con il coltello in mano porta ancora addosso i segni del tentativo di aiutarla.
Ho sentito dire che il signor Carmelo, come ha visto a lui che aveva in mano il coltello, è andato di dietro per tirarlo, lui gli ha dato uno spintone e l'ha fatto cadere a terra. Quindi rischiando anche lui. Rischiando lui, una persona grande. Giovanni e Rosaria sono cresciuti insieme, sposati da giovanissimi, hanno 4 figli e anche dei nipoti, ma già da parecchio tempo lei non lo voleva più vedere. Questi ragazzi li ho visti crescere, un matrimonio certo bruscoso perché lui è stato sempre arrestato, però lei gli è stato sempre vicino, hanno 4 figli. E certo è una cosa che fa male perché lui aveva una settimana che era uscito. L'avevo visto ora, così pensa ai tuoi nipotini, perché avevi i nipotini, pensa a tutto, però io l'ho visto un pochino... Parte il cervello, a certi uomini non accetto. Ma ammazzarla perché ora tu non ti consumaste e si ammazzava. Intanto nel quartiere dove è nato e cresciuto Giovanni e dove l'uomo è stato ritrovato 14 ore dopo il tentato femminicidio c'è un murales che oggi suona proprio come un paradosso, rispetto per la donna. E a Palermo è caccia a 3 giovani del quartiere Arenella, fra loro chi ha violentato una studentessa americana di 18 anni in vacanza in Sicilia. La giovane nelle prossime ore ripartirà per gli Stati Uniti. Marco Gullà. Si trovava in vacanza da almeno 15 giorni in Italia la studentessa americana che frequenta il primo anno di college che sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un giovane a Palermo. In questo momento però sono 3 i ragazzi dell'Arenella che sono ricercati dagli agenti della squadra mobile. La giovane insieme ad un'amica, anche lei statunitense, avrebbe trascorso l'ultima serata in vacanza nel capoluogo siciliano in una discoteca. Una volta tornata nella struttura ricettiva in piazzetta di Cristofolo all'Arenella, la vittima avrebbe iniziato a chattare sul social Tinder con un ragazzo palermitano. Poco dopo i due si sarebbero dati appuntamento nel B&B dove alloggiavano le turiste. Il giovane che avrebbe abusato della studentessa americana si sarebbe presentato insieme ad altri 2 ragazzi. Questi ultimi però avrebbero trascorso alcune ore con l'amica della vittima, mentre la turista 18enne e il giovane palermitano si sono appartati in stanza. In effetti, come avrebbe raccontato la giovane vittima, ci sarebbe stato un rapporto consensuale. Poi però ci sarebbe stata la violenza e l'aggressore sarebbe andato via solo all'alba. Oltre alla violenza, le 2 turiste hanno presentato denuncia anche per un furto di gioielli subito quella notte. Ieri si sono svolti diversi interrogatori alla squadra mobile, tra questi anche quello di un giovane turista americano che la coppia di amiche avrebbe conosciuto il giorno prima della violenza. Gli agenti di polizia stanno analizzando il telefono della vittima per risalire all'aggressore e ai 2 giovani che l'hanno accompagnato al B&B. L'autopsia non ha risolto il mistero della morte di Gerda Caruso, la donna trovata senza vita in casa a Palermo dal marito. La famiglia accusa il coniuge che invece parla di morte naturale. Maglio Viola. Bisognerà aspettare gli esiti degli esami istologici per i quali potrebbero servire fino a 30 giorni per avere certezza sulle cause della morte di Gerda Caruso, la donna di 50 anni trovata senza vita dal marito nella loro abitazione di via Maccionello, nella zona nord della periferia di Palermo a ridosso della circonvallazione. L'autopsia svolta questa mattina all'Istituto di Medicina Legale non ha rilevato cause evidenti e dunque saranno gli esami tossicologici e quelli istologici a dover dire se ci siano state cause esterne o se la morte sia da ricondurre a cause naturali, come sostiene il marito. Il coniuge Giuseppe Greco respinge infatti con forza le accuse mosse dalla famiglia della donna, che chiede di accertare con rigore come sia morta. Gerda è stata ritrovata senza vita proprio dal marito e da subito il clima intorno alla vicenda è apparso pesante. Dubbi, sospetti e tensioni familiari fanno da sfondo alla vicenda, ma ai sospetti della famiglia della vittima il marito risponde con forza. Gerda soffriva di ipertensione, aveva problemi cardiaci ed era diabetica, sostiene Giuseppe Greco. Aveva subito 3 interventi, racconta, e fra noi non c'erano problemi. Le tensioni erano invece con la famiglia di lei, continua. L'ho trovata a terra ed era già morta, conclude. Tutto il resto non esiste. E l'11 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa morirono 268 persone, tra cui 60 bambini. A distanza di 13 anni si chiude la vicenda giudiziaria per i 2 imputati, il responsabile della sala operativa della Guardia Costiera e il comandante della sala operativa della squadra navale della Marina, assolti dal reato di rifiuto di atti d'ufficio.
Una bambina di 1 anno e mezzo è morta questa mattina poco dopo il suo arrivo all'ospedale Barone Romeo di Patti, nel Messinese. La piccola originaria di Brolo era giunta in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118 in condizioni critiche. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del pronto soccorso, per lei non c'è stato nulla da fare. La bambina era nata prematura e nel corso della sua breve vita aveva già affrontato vari problemi di salute. La magistratura valuterà se disporre l'autopsia sul corpo della piccola per chiarire le cause della morte. E cambiamo argomento perché si sblocca il processo Pandora per le presunte infiltrazioni e presunti casi di corruzione a Tremestieri Etneo. La Corte di Cassazione ha deciso che le intercettazioni effettuate nella segreteria politica condivisa dalla senatrice Sudano e dal vicepresidente della regione Luca Sammartino erano legittime. Il servizio di Maglio Viola. La Procura di Catania potrà usare le intercettazioni effettuate nella segreteria politica condivisa dal vicepresidente della regione Luca Sammartino e dalla senatrice Valeria Sudano. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica. Gli avvocati sostenevano che le intercettazioni fossero illegittime perché avvenute nei locali in uso proprio alla senatrice, senza che ci fosse un'autorizzazione a procedere. Secondo la Corte di Cassazione, invece, le intercettazioni erano disposte legittimamente nei locali in uso non alla senatrice, ma ad un componente dell'Assemblea regionale siciliana. I due, Sammartino e Sudano, sono compagni nella vita di partito e avevano segreterie politiche nel medesimo appartamento. Il conflitto di attribuzioni sollevato da Palazzo Madama aveva bloccato il processo. Il materiale acquisito potrà dunque essere usato nel processo Pandora su presunte infiltrazioni mafiose e su presunti casi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo, in corso davanti la terza sezione penale del Tribunale di Catania. Il procedimento riguarda 12 imputati e fra cui Luca Sammartino, che deve rispondere solo di 2 presunti casi di corruzione rispetto ai quali si è sempre detto del tutto estraneo. A distanza di quasi 30 anni dalla frana di Niscemi del 1997, nulla è stato fatto rispetto a ciò che era stato previsto per mettere in sicurezza il territorio. 2 mesi dopo il disastro del 25 gennaio, il procuratore Vella fa il punto sull'inchiesta che mira ad accertare responsabilità finora mai chiarite. Gerry Italia. A 2 mesi dalla frana che ha sconvolto Niscemi va avanti l'inchiesta della Procura di Gela, un'indagine che punta a fare luce sulle responsabilità di un evento che ha segnato profondamente la comunità. Un lavoro che però non si ferma al presente. Secondo gli inquirenti le cause del disastro potrebbero affondare le radici lontano nel tempo. Già dopo il 97 il territorio era stato classificato ad altissimo rischio idrogeologico. Erano stati stanziati circa 12 milioni di euro per la messa in sicurezza, ma molte di quelle opere non sono mai state completate. Opere non realizzate, interventi che dovevano essere fatti in regime ordinario, quindi non più di emergenza frana 97, ma di tutela del territorio, opere che dovevano essere progettate e attuate e che non sono state fatte. E poi l'aspetto che riguarda la raccolta delle acque bianche e dei reflui, quindi sostanzialmente delle acque di fogna nell'abitato di Niscemi, che evidentemente è ancora adesso carente da questo punto di vista e che probabilmente è una delle concause della frana. E poi la fascia rossa, l'area più a rischio. Qui non si sarebbe dovuto costruire più nulla, le abitazioni dovevano essere eliminate, gli abitanti trasferiti, ma a distanza di quasi 30 anni quelle case sono ancora lì. La certezza è che già nel 97 e negli anni successivi la commissione che era stata individuata dalla Protezione Civile Nazionale aveva indicato le opere che si dovevano fare e che a distanza di quasi 30 anni, in sostanza, nulla è stato fatto. L'obiettivo adesso è individuare le responsabilità precise, capire chi dovesse intervenire non lo ha fatto, senza escludere alcun livello. Perché quella dello scorso gennaio potrebbe non essere solo una frana, ma il risultato di 30 anni di omissioni. E parliamo sempre di frane, smottamenti e fango a causa delle piogge delle ultime ore. La situazione più critica nel Messinese. Luca Ciliberti.
La Sicilia si sbriciola sotto i colpi del maltempo. Le ultime piogge che hanno investito l'isola hanno determinato situazioni critiche soprattutto nell'area tirrenica del Messinese. Colate di fango e smottamenti che hanno interessato principalmente le strade provinciali di Messina e Caronia. Sulla strada provinciale 167 in zona Cesarò una persona è rimasta impantanata nel fango a causa delle intense precipitazioni. A Mistretta si registrano numerose frane sulle statali 117 e 173, sulle quali sono intervenuti i volontari della Protezione Civile regionale a bordo dei mezzi pick-up. A Santo Stefano di Camastra un movimento franoso dal costone sovrastante via Marina ha causato il crollo di una condotta fognaria principale diretta al depuratore. L'evento interessa circa 30 nuclei familiari e ha compromesso la funzionalità dell'impianto. A Castel di Lucio, allerta sulla strada provinciale 176 alle porte del centro abitato, dove si è verificata una frana sulla sede stradale in prossimità della locale caserma dei Carabinieri. Frane anche a Capizzi, dove è stata compromessa la strada di accesso alle case popolari in località Birruso. Un centinaio di campeggiatori sono rimasti isolati per la pioggia nei boschi di San Fratello sui Nebrodi. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto utilizzando il verricello e approntando una teleferica per oltrepassare il torrente e mettere in sicurezza i turisti. Nel Palermitano la strada Madonna dei Casi a Carini ha ceduto spaccandosi, alcune famiglie sono rimaste isolati. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile. Situazione critica anche a Sutera in provincia di Caltanissetta, dove una frana verificatasi 14 anni fa torna a farsi sentire a causa delle ultime piogge. La protezione civile ha provveduto a evacuare 6 famiglie del quartiere Rabatello. A complicare ulteriormente il quadro è l'isolamento viario della zona. La strada Sutera-Campofranco è spesso chiusa, mentre la strada Sutera-Mussomeli si presenta dissestata e pericolosa. È un secondo piano di interventi da 1,6 miliardi di euro per i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi è stato trasmesso dalla Regione Siciliana al Dipartimento della Protezione Civile, che adesso dovrà valutarne l'approvazione all'interno. Ulteriori misure da finanziare sia per ripristinare le infrastrutture e i servizi, sia per sostenere le popolazioni e le imprese colpite. E parliamo di turismo a due facce per Pasqua in Sicilia. Eventi di guerra frenano i flussi sulla parte orientale dell'isola, molto meglio invece a Palermo. Flessione anche in alcune località della Sicilia occidentale. Marco Gullà. Una Sicilia divisa in due sul fronte delle presenze turistiche per le vacanze di Pasqua. A incidere anche lo scenario internazionale con i venti di guerra in Medio Oriente che frenano i flussi soprattutto dai mercati più lontani. I turisti provenienti da Asia e Oceania, infatti, quest'anno risultano tra i grandi assenti, complice la cancellazione di voli, le deviazioni di rotta e il caro tariffe. A pagarne il prezzo più alto è la Sicilia orientale, in testa Taormina, che registra un calo di oltre il 2%. Qui almeno il 30% delle camere d'albergo risulta ancora disponibile, un dato che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile con strutture sold out già settimane prima. Scenario diverso invece a Palermo, dove i numeri restano positivi. Secondo i dati diffusi dall'aeroporto Falcone Borsellino, tra l'1 e il 7 aprile sono attesi circa 200.000 passeggeri. Bene anche le strutture ricettive con buoni livelli di occupazione. Pasqua si conferma un momento strategico per il turismo della nostra regione, soprattutto per la nostra città, Palermo. I dati lo confermano chiaramente, perché registriamo una domanda in crescita con strutture ricettive che si avvicinano al tutto esaurito, soprattutto nel segmento alberghiero di qualità e soprattutto nei giorni tra Pasqua e Pasquetta. Lo testimoniano anche i numeri dell'aeroporto Falcone e Borsellino, che sono stati proprio dimostrati qualche giorno fa, con un incremento del 15% del traffico internazionale. Segnali di flessione però si registrano in altre aree della Sicilia occidentale, in particolare tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo. Il tempo per recuperare comunque non manca in vista dell'avvio della stagione estiva. E dopo più di 24 ore il Sicilia Express è arrivato in Sicilia. Ultime fermate questa mattina a Siracusa e Palermo a bordo del convoglio speciale contro il caro voli, lavoratori e tanti studenti fuori sede che si dicono stanchi ma felici. Emanuela Corsi. Giochi, karaoke, balli, esperienze, bello, fatelo. Più di 24 ore tra giochi, intrattenimento e musica. Il lungo viaggio dei siciliani fuori sede è terminato. Il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS e Treni Turistici Italiani, ha fatto le sue ultime fermate a Siracusa e Palermo nella tarda mattinata di oggi, riportando a casa studenti e lavoratori per trascorrere le festività pasquali con le proprie famiglie. È la terza volta in realtà che prende il Sicilia Express e sicuramente ce ne sarà una quarta, una quinta, spero all'infinito,
perché non è solo un modo per tornare a casa, ma anche un modo per conoscere gente eccezionale già nei primi 10 minuti. Il convoglio partito da Torino Portanuova alle 11:15 di ieri ha attraversato lo Stivale. A Messina si è poi diviso per raggiungere sia l'area occidentale che quella orientale dell'isola. A bordo anche attori e personaggi dello spettacolo, tra cui Ezio Greggio, che hanno intrattenuto i giovani viaggiatori arrivati in Sicilia stanchi ma felici. È un'esperienza divertente in cui un sacco di persone particolari e poi comunque ho pagato pochissimo. Il Sicilia Express è un'opportunità per circa 500 persone, ma non risolve il problema del caro voli, che resta comunque una piaga delle festività natalizie e pasquali. Il 7 aprile il treno farà il suo viaggio di ritorno verso il nord Italia. E nasce a Ragusa la stazione di posta, un presidio di accoglienza a sosta breve pensato per offrire un aiuto concreto a chi è in difficoltà economica o in povertà assoluta. Un punto dove fermarsi, prendere fiato e provare a ripartire. Veronica Barbarino. Nel cuore del centro storico di Ragusa nasce una nuova risposta concreta ad un'emergenza sociale di povertà sempre più forte. È la nuova stazione di posta, un rifugio per chi resta indietro. I numeri ne confermano l'esigenza. Nell'ultimo anno, infatti, oltre 3.000 persone tra migranti e ragusani si sono rivolte ai centri di ascolto, mentre la povertà assoluta ha superato il 10%, includendo sempre più minori e giovani. Stiamo registrando a Ragusa sempre di più la presenza di persone con difficoltà abitativa temporanea. Lo stabile è stato ristrutturato con i fondi del PNRR, è stata una riqualificazione importante ed è stato invece per i servizi affidato alla Caritas diocesana, che già da tempo offre sul territorio servizi analoghi. Negli anni 50 era una fabbrica del ghiaccio, ma per anni è stata abbandonata. Oggi è diventato un centro servizi in cui trovare l'essenziale: distribuzione alimentare, docce, camere da letto con bagno e una cucina che si affaccia su Ragusa Ibla. Un luogo in cui le persone possono incontrarsi, sentire il calore di volontari, di operatori qualificati che possono aiutarli e sostenerli a riprendere il cammino della propria vita. È una risposta rivolta a tutti, senza distinzione, che potrà accogliere a rotazione fino a 400 persone l'anno. I cani entrano nei reparti di pediatria degli ospedali del Siracusano. Dopo Lentini ed Avola, stamattina è stato il turno dell'Umberto I di Siracusa. Tra i piccoli degenti che hanno ricevuto in dono l'uovo di Pasqua, tanti sorrisi e curiosità. Francesca Loi. La Pasqua è per tutti, anche per i piccoli degenti degli ospedali. Nel reparto di pediatria dell'Umberto I di Siracusa arrivano anche loro, i cani. Una grandissima apertura da parte di tutti i reparti che ci hanno veramente coccolato, insomma hanno coccolato noi ed Aria. Così gli amici a quattro zampe, accompagnati dai loro conduttori, portano un'ondata di allegria, ma anche di curiosità. Loro sono cani operatori preparati, hanno una profilassi sanitaria abbastanza impegnativa da dover superare, dei test comportamentali, ma di base hanno delle qualità che non si insegnano, che sono quelle dell'empatia. Tra sorrisi e domande, i piccoli pazienti certamente ricorderanno i giorni del ricovero anche per questo. I cani in corsia. Non accade tutti i giorni. È la prima volta che ospitiamo un'associazione che porta un cane in ospedale, abbiamo scelto la pediatria. I cani non solo qui all'Umberto I, ma anche in altri nosocomi della provincia. Sì, l'iniziativa è stata diffusa a tutte le pediatrie della nostra azienda, sono stati già a Lentini, ad Avola ed è l'ultimo giorno qui a Siracusa. E naturalmente non può mancare l'uovo, che ogni bambino aspetta, forse più che per il cioccolato, l'attesa e per la sorpresa. Adesso una pausa, tra poco con il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, attenzione puntata soprattutto sul reparto offensivo per il Catania in vista della partita di lunedì prossimo contro il Picerno. Il nodo è rappresentato dall'utilizzo di Caturano o Lunetta come punta centrale. Francesco Triolo. Pasquetta in campo per il Catania, niente gita fuori porta, l'obiettivo è far viaggiare il Picerno ma sul terreno di gioco. I rossazzurri preparano la sfida di lunedì con una missione chiara: dare continuità
al successo di Latina, rafforzare il secondo posto e perché no alzare lo sguardo, anche perché contemporaneamente proprio nel giorno di Pasquetta è in programma il derby tra Salernitana e la capolista Benevento, un incrocio che può riaprire scenari. Intanto Viali accelera il lavoro, giorni intensi per conoscere a fondo uomini e caratteristiche, con un'attenzione particolare al reparto offensivo. Qui le assenze pesano, Forte e Rolfini restano fuori e anche contro il Picerno non dovrebbero esserci. Davanti quindi ballottaggio aperto, uno tra Caturana e Lunetta guiderà l'attacco, alle spalle un tridente dinamico con Bruzzanini, Menez e D'Ausilio, e se dovesse partire titolare Caturano, Lunetta potrebbe anche arretrare e agire da esterno a sinistra o sul lato opposto. Cicerelli si prepara invece ad entrare a gara in corso con un minutaggio destinato a crescere, ma Viali continua a mischiare le carte, prove, soluzioni, alternative per arrivare pronto all'appuntamento di lunedì. Valutazioni in corso anche a centrocampo. Di Noia cerca continuità, Corbari è tornato a disposizione, mentre Quaini e Di Tacchio restano punti fermi. E in difesa si rivede Carnielutti, di nuovo dentro le rotazioni, dopo un periodo ai margini. Il conto alla rovescia è partito, Pasquetta si avvicina e il Catania vuole farsi trovare pronto. Una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. In questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.